Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Uno scavo archeologico clandestino della lunghezza di 30 metri che parte dal garage di un'abitazione è stato scoperto a Vibo Valentia dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza e dal Nucleo Operativo Provinciale di Vibo Valentia. Lo scavo riguarda la zona sacra di Scrimbia, che fa parte dell'area archeologica dell'antica Ipponion, colonia greca risalente ad alcuni secoli a.C. All'interno dello scavo sono state trovate delle statuette votive e altri reperti che sono al vaglio degli esperti. Consistenti somme di denaro, viaggi, una Porsche in regalo ed una Ferrari in prestito è quanto tra l'altro avrebbe ricevuto in cambio della sua collaborazione con la Coscalo Giudice dell''Ndrangheta il capitano dei carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, arrestato ieri dai suoi colleghi. Il capitano, impiegato nel servizio amministrativo presso il comando dei Parà di Livorno, è stato accusato dal capo Cosca, Nino Lo Giudice, che da alcuni mesi si è pentito e collabora con la DDA di Reggio Calabria. È stato arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dalle modalità mafiose. La Calabria ha donato a Telethon attraverso BNL, secondo i dati ancora provvisori, circa 330.000 euro. Un risultato che ha visto protagoniste Cosenza con quasi 105.000 euro raccolti, seguita da Catanzaro 85.000, Reggio Calabria 78.000, Crotone 40.000 e Vibo Valentia 22.000. BNL Gruppo BNP Paribas, è detto in un comunicato, ringrazia la Calabria per il contributo offerto al successo di Telethon 2010 e per la generosità di tante persone che insieme alla banca si sono impegnate nella raccolta fondi. Si è svolta di venerdì 17 la convention di Catanzaro nel cuore. La scelta della data non è stata casuale, visto che si tratta di un giorno che nell'immaginario collettivo è impregnato di superstizione e che evoca la sfortuna. Nei manifesti anche un gatto nero. Si è trattato di un momento di riflessione che ha visto, oltre alla presenza di importanti personaggi del mondo politico catanzarese, Olivo, Tassone, Talarico, Costa, Bordino e Capellupo, diversi curiosi attratti dal titolo dell'incontro: Il gatto nero non porta sfortuna. Il consigliere regionale Salvatore Pacenza ha tenuto a Crotone una conferenza stampa di presentazione del progetto di legge regionale per la cura e l'assistenza ai malati di diabete. Presenti anche Bonaventura Cretella, direttore del centro antidiabetico del San Giovanni di Dio, Enrico Ciliberto, presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, e Piero Vasapollo, segretario regionale Società Italiana di Medicina Generale. La popolazione calabrese è ai vertici europei per l'incidenza del diabete. Un fine settimana tutto donne e motori per la finale nazionale di Miss Motors Italy 2010 a Cosenza, che ha visto in gara 60 concorrenti provenienti da tutta Italia. Sabato sera il gran finale nella concessionaria Aceto Auto, presentatrice della serata Francesca Cipriani, la vincitrice del reality Bulli e Pupe. Ad incoronare Giulia Salemi, Miss Motors 2010, il più bello d'Italia di quest'anno Alessandro Barile. È stata una serata all'insegna dei bambini, quella che si è svolta in Piazza della Resistenza a Crotone ieri dalle 18 con Babylandia. Si è trattato di un festival musicale con l'esibizione canora di ragazzi dai 7 ai 14 anni, inserito nella programmazione dell'amministrazione comunale di Natale tra la gente. L'evento è stato l'occasione non solo per far esibire i ragazzi, ma soprattutto per farli divertire grazie all'animazione. Madrina d'eccezione è Elvia Garofano, il giovanissimo talento crotonese che ha partecipato alla trasmissione di Canale 5 Io Canto.